Va ora in onda Potere al Popolo. Come va? Come va? Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte della nostra e vostra controinformazione sui megahertz di Radio Libertà. Non sono più ormai megahertz, siamo in digitale sulla banda DAB della vostra radio, autoradio o radio ricevitore portatile, no problem. E se la vostra radio ha 2 o 3 o 4 anni, sicuramente oltre alla banda FM c'è anche la banda DAB. E quindi schiacciate DAB e cercate, siamo tutti in ordine alfabetico, Radio Libertà. Il buongiorno anche a chi ci segue da casa, nel televisore. Siamo sul canale 252 del vostro televisore, ma naturalmente siamo anche sul sito radiolibertà.net, che oltre a essere un sito bello, audio, perfetto, tecnologico, è anche video e in più è anche un sito di controinformazione che racconta le notizie che non trovate sugli altri siti. A proposito di notizie, invece, il maltempo qui su Milano continua a piovere e purtroppo in maniera cattiva, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulla Toscana. Maltempo in Toscana, scrive il Corriere, adesso l'allerta diventa rossa. Arno a rischio esondazione a Firenze e a Pisa. Questa è l'ultima notizia battuta dal Corriere, mentre Repubblica invece sta su Putin, le condizioni per la tregua, linea del fronte congelata e stop alle armi a Kiev, così racconta il sito di Repubblica. Intanto il buongiorno, a proposito di controinformazione, il venerdì a quest'ora ce lo dà lei. Quando si bloccano tutti i social è perché parla Chiara Soldani. Buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti. Grazie. Allora, Simone, buongiorno. È meglio che zittisci subito Facebook e YouTube, perché adesso parliamo, o meglio parla lei, colpa sua, di Chiara Soldani, di uno stimato medico bolognese che curò una famiglia di non vaccinati. Ebbene, dopo un iter giudiziario infernale, è stato assolto. Ma parliamo anche di molestie e accoltellamenti. Milano è in mano a baby gang e senior gang di figli e padri arrivati col barcone. E attenti che quando vi va bene vi danno 2 schiaffoni se mangiate un panino quando c'è il Ramadan. Sentiamo da dove ci parte. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, ma ho sentito il nostro Simone Regia molto sorridente stamattina, quindi cerchiamo di mantenere il mood, perché per fortuna in questo venerdì abbiamo anche delle buone notizie, anche se lo sai benissimo Sammy, purtroppo il nostro riepilogo della settimana è sempre pregno di cronaca e chiaramente insomma Milano purtroppo ci offre sempre degli assist particolarmente sgradevoli, soprattutto perché parliamo di violenza in pieno giorno, violenza anche sui mezzi pubblici, in metropolitana, e soprattutto anche in zone assolutamente tranquille, per così dire, della città. Prima chiaramente parlavamo sempre più o meno della periferia, quindi delle zone un po' oscure delle città. Oggi invece si viene anche molestati in pieno centro, per esempio in Duomo. Ma facciamo un po' di ordine, voglio seguire appunto l'ordine cronologico, diciamo così, che hai giustamente tracciato. Parliamo di buone notizie. Buone notizie, finalmente giustizia è stata fatta e come dicevano i latini, la verità è figlia del tempo, e quindi a distanza di 5 anni, dopo un iter giudiziario a dir poco terribile, molto lungo, macchinoso, un processo, una vicenda kafkiana oserei dire, stiamo parlando del dottor Fabio Milani, un luminare bolognese reo di non essersi vaccinato. La vicenda risale al 16 dicembre del 2021, quindi periodo assolutamente di pieno Covid, sul fronte appunto delle vaccinazioni, obbligo vaccinale, insomma ricordiamo benissimo. Curò il Covid, curò un'intera famiglia colpita da polmonite, quindi con tutti i sintomi del Covid, famiglia di soggetti non vaccinati che non volevano assolutamente essere così curati da medici normali, perché a quanto pare insomma c'era sempre questo discorso di emarginazione, insomma lo sappiamo benissimo, quindi il medico curante
aveva praticamente abbandonato questa famiglia a se stessa con la solita tachipirina e la famosissima vigile attesa. Questo dottore invece, il dottor appunto Milani in questione, si era lui prestato di curare e soprattutto di visitare appunto questa famiglia. Compiendo semplicemente il proprio dovere, insomma lo sappiamo, però in maniera, se vogliamo, anche eroica, contestualizzando nel momento storico del quale stiamo parlando. Era stato segnalato il dottor Milani dal collega delatore alla ASL, poiché non vaccinato, e quindi insomma da lì è iniziato un po' tutto il calvario appunto del medico in questione. A processo per esercizio abusivo della professione medica, assolto, ripeto, dopo 5 anni durissimi, chiaramente lo immaginiamo per tutta una serie di motivi. Assolto dall'accusa prevista dall'articolo del codice penale, il 348, e come dicevo appunto una vicenda a dir poco allucinante, che però insomma ha visto poi alla fine trionfare la verità, soprattutto anche il coraggio di un dottore che non ha abbandonato a se stessa questa famiglia e che chiaramente insomma è stato un esempio virtuoso. È chiaro che poi di queste notizie non ne si parla in televisione, perché dobbiamo sempre mantenere un po' il riservo per quanto riguarda appunto tutto ciò che riguarda il Covid e le sue conseguenze, in particolare i vaccini, però insomma siamo molto contenti, finalmente insomma questa vicenda si è conclusa in maniera positiva. Per quanto riguarda invece il discorso violenza a Milano, mancata sicurezza, insomma tutti questi episodi che si vanno ad inanellare uno con l'altro, una quindicenne accoltellata e sfregiata in metro a Cadorna, gli artefici sono ragazzini nordafricani componenti di una baby gang, quindi a piede libero, ovviamente insomma lo sappiamo, ne vediamo anche in giro frequentando semplicemente i mezzi pubblici. Vicenda del 9 marzo, baby gang appunto che ha molestato, e la ragazzina insomma ha cercato giustamente di difendersi e quindi è stata poi colpita. Altra vicenda gravissima sulla M3, dicevo, fermata Duomo, una 17enne, quindi anche in questo caso una vittima molto giovane, molestata da un 42enne egiziano. Questa è notizia del giornale.it, egiziano che è stato poi arrestato prontamente dagli agenti, sempre gli stessi agenti che vengono sempre molto criticati, soprattutto dalla sinistra, insomma grazie al cielo che ci sono. Tutto in un solo weekend, quindi chiaramente poi gli episodi si moltiplicano anche per quanto riguarda furti, insomma di tutto di più, e ritorna, anzi non passa mai il tema della sicurezza a Milano, del quale noi parliamo, ma insomma sarebbe anche opportuno che si intervenisse in maniera un po' più incisiva. Schiaffi durante il Ramadan, una ragazzina italiana, questo è accaduto a Cremona su un pullman, due ragazze molto giovani musulmane hanno aggredito e schiaffeggiato una ragazza colpevole di addentare un panino durante il Ramadan. È stata colpita questa ragazza da epiteti irripetibili, ovviamente è stato anche preso di mira l'autista con una prognosi di algia facciale post-traumatica, quindi è andato pure in ospedale appunto il malcapitato autista di turno. Non soltanto quindi parliamo della mancata sicurezza a Milano, ma anche sui mezzi, quindi sui pullman, sui treni, giustamente insomma tutti si lamentano, soprattutto coloro che ci lavorano e anche coloro che fruiscono chiaramente di questi servizi. Gli autisti chiedono più sicurezza anche sui pullman, quindi insomma il discorso più o meno torna sempre lì, ecco, un cerchio che si chiude ma che in realtà non riusciamo mai a chiudere definitivamente, visto che sono episodi che proliferano praticamente ovunque. E infine una bella intervista a Riccardo Cocciante. Spesso parliamo di questi artisti indipendenti, uomini liberi, grandi artisti, come nel caso appunto di Riccardo Cocciante, che ha rilasciato un'intervista dicendo: se non andavi alle feste dell'unità venivi escluso. Io mi sono sempre rifiutato, e quindi dopo Enrico Ruggeri ricordiamo insomma anche questa bella intervista, queste belle parole, insomma in un mondo di omologati, del politicamente corretto e tutto quello che vogliamo, ci sono ancora questi straordinari baluardi non solo di arte vera, di musica vera, ma anche di libero pensiero. Sammy. Cosa devo dire? È lode a Chiara Soldani che ci fa capire come mai siamo a parlare su queste frequenze e non su altre magari molto più importanti, ascoltate. Perché siamo liberi, perché qui siamo liberi. Su altre frequenze non ti lascerebbero dire quello che qui
è normale dire. Vale per noi, Sammy Varin, Chiara Soldani, ma vale anche per voi ascoltatori, che potete entrare in onda quando e come volete, semplicemente chiamando un numero, lo 0292947222, o inviando un messaggio WhatsApp al 3406709 Campacavallo, che se invii un messaggio a qualche radio blasonata te lo legge se dici determinate cose. Chiara Soldani su leggifuoco.it trovate i suoi articoli anche in versione cartacea. Richiedete il giornale Fuoco. Grazie Chiara, buon fine settimana. Ringrazio te Sammy, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima a proposito di minacce e violenza, il sito del Corriere mette in pagina Cantù le minacce alle vittime dalla baby gang che tiene in scacco il centro. Troppo spesso parliamo di Milano, lì è veramente un magna magna, c'è da avere paura a girare, ma molti di questi si trasferiscono nei piccoli paesi, nelle piccole città. A Cantù, ad esempio, siamo tanti, se ci denunci gli altri verranno a prenderti a casa. Ripetuti episodi di violenza. Cantù è in Brianza, a pochi chilometri da Monza, a poche decine di chilometri da Milano. Ripetuti episodi di violenza, 4 arresti. Sull'emergenza per la delinquenza giovanile era intervenuto il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica. Le botte per futili motivi, ha insultato la mamma di un mio amico, ora ti sparo, il virgolettato. Naturalmente il Corriere non ne racconta che sono quasi tutti figli del barcone. A proposito di figli del barcone, mi chiedevo appunto che fine avessero fatto le ronde anti-Maranza, che oggi non vengono citate su nessun giornale, ma ne parla il Panino Milanese sul sito del Corriere. Ronde anti-Maranza a Milano. Chi finanzia le spedizioni? Ne abbiamo parlato questa settimana. Praticamente sono ronde, sono ragazzi che menano quelli che menano. Ci sono i baby gang, questi Maranza che vanno in giro a rubare, a picchiare, a violentare. Molto spesso la loro specializzazione è il taarrush gamea, e quindi circondare le ragazze e poi ognuno tocca dove vuole. Ebbene, sono arrivate le ronde anti-Maranza a Milano, che picchiano, che menano questi Maranza e li fanno pure male. È chiaro che sono illegali, ma a molti di noi prudono le mani e ti viene un voglia di dire quella frase. La frase è fanno bene, È una tentazione troppo forte, però ci deve essere lo Stato in questo caso che se ne occupa, e perdonami, ma molto spesso la colpa è dei sindaci che non permettono che lo Stato se ne occupi, non dando i taser alla polizia o ai vigili, non mettendo l'esercito nelle zone più frequentate da questi tamarri, perché sta male la camionetta dell'esercito proprio lì. Ebbene, sul sito del Corriere ci si chiede chi finanzia queste spedizioni. È stato diffuso un IBAN e ci sono in corso accertamenti sul canale da 14.000 follower, che è stato poi oscurato. È la pagina degli articolo 52, sospesa ieri, e dove alcune aggressioni a stranieri sono diventate virali. Il motto: la violenza si combatte con la violenza. Il monito di Gabrielli: rischio giustizia, fai da te. Ma noi abbiamo i bacchettoni, e quando arrivano i bacchettoni di informazionecattolica.it ci vogliamo tutti bene, se non fosse che quando loro poi ci raccontano, e vedi insomma che si stagliano un attimino da un certo modo di vollemos bene a tutti i costi che è scritto sui soliti giornaloni. Non ci credete? Ascoltate un po' quelli di informazionecattolica.it in diretta con noi. Pietro Licciardi, buongiorno. Buongiorno Sammy, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori. Allora inizio. Informazione Cattolica è piuttosto critica sull'introduzione del reato di femminicidio, secondo la proposta di legge avanzata durante la riunione della Presidenza del Consiglio del 7 marzo scorso.
Angelica La Rosa è d'accordo con le parole dell'ex senatore, non a caso ex, Simone Pillon, che scrive: siamo tutti contro la violenza, ma il femminicidio è un errore politico e giuridico clamoroso, oltre che un atto di sudditanza verso le ideologie. Vogliamo mettere in sicurezza le donne italiane? Dice ancora Pillon. Espulsioni, reimmigrazione, blocco delle frontiere per chi considera per cultura o per religione la donna come un essere inferiore, e noi siamo d'accordo. Oltretutto l'introduzione del femminicidio è anticostituzionale perché viola il principio di uguaglianza e quindi determina che ci sono vittime più importanti di altre. Anche per il giurista Daniele Trabucco il governo dimostra con questa proposta di legge di essere succube delle mode, mentre solleva evidenti profili di incostituzionalità, sia sul piano dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione vigente, sia rispetto al sistema penalistico italiano. Per Trabucco, l'approccio corretto per contrastare la violenza di genere dovrebbe concentrarsi su misure di prevenzione e protezione delle vittime, piuttosto che su un intervento penale disorganico e potenzialmente discriminatorio nei confronti di altre categorie vittime di omicidio. Sergio Caldarella presenta l'interessante libro di Oren Kessler, Palestina 1936, la grande rivolta e le radici del conflitto in Medio Oriente, in cui l'autore dimostra con ampia documentazione come il vero punto di svolta, seppur preceduto dalla costituzione di movimenti quali la Fratellanza Musulmana, fondata da Hassan al-Banna nel 1929, siano gli anni della rivolta araba che vanno dal 1936 al 1939, ossia ben antecedenti alla fondazione dello Stato di Israele, avvenuta nel 1948. È in questo periodo che viene a rafforzarsi l'aggressione araba contro gli ebrei nelle aree sotto mandato britannico e francese, mentre in Europa trionfava l'ideologia antisemita del nazionalsocialismo, il quale iniziò rapporti di cooperazione e di infiltrazione nel mondo arabo anche grazie a Mohammed Amin al-Husseini, il famigerato Gran Mufti di Gerusalemme, presidente del Supremo Consiglio Islamico e uno dei leader della rivolta. Insomma, una lettura interessante per capire l'intricata vicenda arabo-israeliana, oggi puerilmente ridotta a contesa da stadio e da bar tra pro-palestinesi e pro-israeliani, entrambi a digiuno di storia. E sempre a proposito di Medio Oriente, ancora Angelica La Rosa ricorda come negli ultimi giorni la Siria ha vissuto una delle più gravi ondate di violenza del XXI secolo, con oltre 1.300, ma alcune fonti parlano anche di 7.000, morti a seguito di operazioni militari condotte dal nuovo governo provvisorio islamista contro gruppi leali all'ex presidente Bashir al-Assad, della serie da Assad alla brace. E se si pensa ai soggetti oggi al potere a Damasco, c'è da aspettarsi una persecuzione in piena regola contro la minoranza alawita e ovviamente contro i cristiani da parte di tagliagole che fino a ieri militavano nell'ISIS. Intanto a Banias, prevalentemente alawita, residenti hanno riferito di strade disseminate di cadaveri, tra cui persone di tutte le età. Video verificati mostrano forze governative e gruppi armati alleati sparare a civili disarmati e compiere esecuzioni sommarie. Si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare, poiché molte uccisioni sono avvenute in abitazioni private e in edifici. Interessante l'articolo di Matteo Castagna su Donald Trump, paragonato a Ciro il Grande dai 7 rabbini del Sinedrio nascente, ovvero i leader massimi che dovranno guidare Israele quando sarà ricostituito il Tempio di Gerusalemme. Nella cerchia più stretta del presidente americano sono almeno 15 gli ebrei influenti, tra i quali la figlia Ivanka, convertita all'ebraismo. Ma Donald riscuote anche le simpatie del mondo protestante, specialmente dopo che con un ordine esecutivo ha istituito presso la Casa Bianca un ufficio della fede, guidato dalla sua consulente spirituale, Paula White Cain, la pastora della teologia della prosperità.
È evidente che Trump ha riportato la fede in primo piano nella cultura americana dopo la devastante presidenza del sedicente cattolico Biden. Tuttavia, ammonisce Castagna, rifacendosi a San Paolo, occorre diventare scaltri e capire che non è oro tutto quel che luccica. Non è possibile rimanere nella Chiesa e allo stesso tempo nelle tenebre dell'eresia o delle false religioni. Adesso un po' di catechismo spicciolo con l'intervista di Bruno Volpe al sacerdote esorcista Gianni Sini, che dice, tra le altre cose, non andare a messa è peccato e non si deve mai minimizzare il peccato, perché Dio è sì misericordioso, ma con quelli che si pentono. Inoltre i comandamenti sono 10, non 1, 2 o 3, e tutti e 10 vanno osservati. E riguardo a chi manda continui messaggi anche via telefono di stampo religioso e con immaginette, il sacerdote dice che la fede ha bisogno di maturità, si propone e non si impone, e mandare immaginette a raffica è un devozionismo inconcludente e seccante. E visto che siamo in Quaresima, sempre Bruno Volpe ha intervistato il noto e affermato critico e storico dell'arte napoletano professor Pasquale Lettieri, uno dei più quotati a livello nazionale e non solo, il quale ha spiegato come l'arte abbia raffigurato questo periodo di penitenza e conversione, a partire dal Caravaggio, ad esempio, secondo Lettieri, con la sua conversione di San Matteo, conservata nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, ma anche la deposizione di Cristo del Carracci, che chiude la Quaresima, o la tempesta del Giorgione. Quindi un suggerimento rivolto a tutti potrebbe essere di vivere questo importante periodo di riflessione contemplando ciò che gli artisti di ogni epoca hanno rappresentato e che le chiese custodiscono per tutti noi. E con questo, caro Semmi, anche per questa settimana abbiamo finito la nostra rassegna. Non è vero, perché la rassegna di informazionecattolica.it prosegue sul sito internet di Informazione Cattolica e anche sulla pagina Facebook di Informazione Cattolica, e vi renderete conto di come sono peperini questi bacchettoni, come li chiama Sammy Varin. Grazie Pietro Licciardi, buon weekend. Grazie a te, Sammy, e a tutti gli ascoltatori, un salutone. Un salutone a voi e grazie naturalmente a chi dà una mano, alla nostra redazione, gli esterni che ogni settimana compaiono non solo nella trasmissione di Sammy Varin, ma un po' in tutte le trasmissioni, e ci danno un compendio grandissimo di controinformazione. Ricordate naturalmente di seguire poi questi pensieri cercando tutto quanto su internet. Il pro e il contro di internet ogni tanto c'è. Sì, tra poco c'è la pausa, sto sbirciando le ultime notizie, purtroppo come vi dicevo si parla di maltempo, c'è apprensione per alcune zone d'Italia, soprattutto per la Toscana e chiaramente qui su Milano è soltanto nero e viene giù tanta acqua, e qualcuno dice: ma dopo tutte queste restrizioni del traffico è vero che l'inquinamento in Lombardia è peggiorato? Sì, è proprio vero. E quelli della Lega sono pochettino arrabbiati, perché veramente va sempre peggio l'inquinamento e vanno sempre peggio le restrizioni. L'ultima è quella, ne parlavamo prima in redazione, delle moto. Certo, Euro 0, Euro 1, Euro 2 e poi più avanti anche Euro 3, ma da questo ottobre, se tutto va come vuole il sindaco Sala, si bloccheranno queste moto, non potranno più circolare a Milano, e ciò significa anche in futuro nell'area omogenea della Lombardia, perché poi si copiano tutti e quindi speriamo di no. E soprattutto ci sono i bikers che sono arrabbiati neri. In compagnia della Lega ci sono manifestazioni in ballo proprio nei prossimi giorni, e se la pensate come noi fatevi sentire, perché certamente non è limitando una motoretta, un ciao anni 80 che si risolve la situazione traffico, così come avete visto non si risolve inserendo area B, area C a super
pagamento in Milano. Anzi, l'aria è sempre più sporca e il Corriere della Sera nel suo paginone ha avuto il coraggio di dirlo. Ci fermiamo certamente, c'è Acerbis, la canzone indipendente. Oggi alle 11:30 va in onda un cantautore psicologo da Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. Sentirete tra pochissimo Massimo Franchini. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti, dai 40. Perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Roba potente, musica evocativa. Eh sì, lui è un cantautore psicologo. Si chiama Massimo Franchini. Questa canzone Amico Uomo la trovate facilmente su tutti gli store digitali, la trovate su YouTube. Basta scrivere Amico Uomo. Massimo Franchini. Sono le 11:35. Come va? Come va? Come va? Spero tutto bene, nonostante, ripeto, il maltempo che si sta abbattendo su molte zone del centro-nord. In Toscana è allerta rossa, 2 feriti per una frana. A Firenze chiuso un tratto della A1. Tempo di Focus Piemonte. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta via città. Ed è tempo di controinformazione. Ogni giorno commentiamo le notizie locali e nazionali con un esponente della Lega, un po' da tutta Italia. E naturalmente invito anche voi che ci seguite da zone non coperte della nostra informazione, contattate Sammy Varin, scrivete a sammy.varin@radiolibertà.net. Io vi faccio parlare. Così come sento molto volentieri dal Piemonte, in particolare da Alessandria, il segretario della Lega di Alessandria, Alessandro Ronni Rolando. Ciao! Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Piacerissimo di trovarti sulle nostre frequenze. Non possiamo però, Ronny, cominciare la nostra chiacchierata senza ricordare che cosa è successo. La città di Alessandria piange uno dei più grandi supporter della squadra dell'Alessandria. Cos'è successo, Alessandro? Purtroppo è mancato ieri mattina Fabrizio Repetto, un grandissimo tifoso dei Grigi, perché appunto, come ben sapete, l'Alessandria, la squadra sono i Grigi di Alessandria, e purtroppo è mancato all'improvviso a 59 anni, una perdita che ha un po' destabilizzato tutta la città, ecco. Perché era anche molto conosciuto, aveva un'attività, era molto. Sì, ha avuto un pub per 20 anni, poi un altro locale qui proprio vicino allo stadio, tra l'altro, quindi è stata un po' una mazzata un po' per tutta la città, ecco. Chiaro. Per chi ha anche la passione del calcio e della squadra della propria città, ma è stata proprio una mazzata un po' per tutto l'ambiente cittadino, ecco. Minimo, vogliamo ricordarlo, Fabrizio Repetto, impossibile non conoscerlo se siete di Alessandria. A proposito di Alessandria, cosa succede ad Alessandria? Qui la Lega purtroppo è all'opposizione. Ad Alessandria abbiamo un'amministrazione comunale da 2 anni e mezzo, il famoso cosiddetto Campo Largo, dove si va da Azione ai 5 Stelle, all'estrema sinistra, al PD, e una maggioranza di governo che in 2 anni e mezzo ha prodotto il nulla, se non bloccare alcune iniziative e progetti importantissimi della passata amministrazione leghista, guida di Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e quindi dopo 2 anni e mezzo ci ritroviamo in una situazione dove la città è ferma, dove per fortuna almeno alcuni progetti avviati in maniera lungimirante appunto dal vecchio sindaco Gianfranco Cuttica vengono portati avanti, perché per me questa è la mia opinione, perché ovviamente ormai sono talmente avviati che non si possono più bloccare per furore ideologico, e quindi ci troviamo appunto in una situazione difficile, molto difficile. La città è ferma, una città sporca, abbandonata, degrado, incuria, ci sono molti problemi legati alla sicurezza, ma soprattutto anche problemi proprio di una visione, cioè proprio manca una visione alla città, dove tra l'altro comunque è una città che viene aiutata economicamente sempre e comunque dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che è di Alessandria, che quindi, nonostante appunto ci sia un'amministrazione comunale di colore diverso rispetto alla Lega e al centrodestra, comunque continua ad essere veramente un deputato del suo territorio, di riferimento del suo territorio,
portando ingenti risorse economiche per portare avanti quei progetti che sono necessari per lo sviluppo e per la rinascita di Alessandria, perché appunto, visto che siamo giustamente il programma è Focus Piemonte, è giusto sapere che Alessandria città è una delle città che in termini di occupazione è tra le più basse del nord-ovest, e quindi ci vuole un modello di sviluppo che la Lega col suo sindaco e col suo capogruppo alla Camera aveva studiato attorno alla logistica, perché insomma chi ci ascolta sicuramente sa o avrà studiato a scuola che Alessandria era un po' al centro di quello che fu il triangolo industriale Torino-Milano-Genova, e quindi il ritorno della logistica e anche sullo scalo ferroviario, il retroporto di Genova, tutte azioni messe in campo dalla vecchia amministrazione comunale a guida Lega e portate avanti a Roma dal nostro deputato, che è Riccardo Molinari, al quale tutta Alessandria deve essere riconoscente. Infatti si dice che ormai addirittura oramai corre voce che meriterebbe una statua, anche se è ancora in vita, e noi speriamo che sia in vita per tanto tempo, perché comunque il suo contributo di idee, di progettualità e economico, soprattutto di risorse per la nostra città, è impareggiabile. Questa città a memoria non si ricorda di un deputato che ha portato così tante risorse nella propria città per farla rilanciare, perché appunto, come dicevo in precedenza, è una città che ha molte criticità sotto l'aspetto occupazionale ed economico. E voi capite l'importanza quindi di scegliere bene quando si va a votare, prima di tutto di andare a votare, poi di scegliere bene, perché ci sono rappresentanti del territorio che veramente amano a dismisura il vostro e il proprio territorio e lo difendono a distanza di anni anche al di là delle bandiere politiche. Stiamo facendo il caso di Molinari, ma potrei nominarne molti altri che poi in Parlamento portano avanti battaglie importantissime per la propria terra e non stanno lì a guardare se adesso quella è rappresentata dalla destra o dalla sinistra. Importantissimo scegliere bene quando si va a votare e soprattutto non perdere le speranze e andare a votare. Chiaramente in quelle di Alessandria, stiamo parlando di Alessandria in Piemonte, il centrodestra è vivo e come, e so che avete anche in programma un incontro con tutto il centrodestra per venerdì 28 per parlare del futuro e per parlare soprattutto, io dico anche per ascoltare, cosa che la Lega fa praticamente ogni settimana. Siamo reduci dalla gigantesca gazebata dello scorso weekend, dove più di 1000 piazze italiane hanno accolto le idee della Lega, ma soprattutto hanno accolto le vostre idee, perché con la Lega le vostre proteste diventano proposte. Quindi anche ad Alessandria fatevi avanti, lo dico a voi cittadini, voi che avete parenti o amici che vivono in zona, e quando vedete un gazebo della Lega fatevi avanti, commentate, date consigli, criticate, ci mancherebbe altro, più che mai è il bello della politica, quando poi, certo, il centrodestra può trovare la quadra e quindi tradurre in leggi o in proposte di legge quelli che sono le vostre proteste. E in particolare, Alessandro, il centrodestra che si riunirà, su che cosa verteranno queste meditazioni, queste proposte che immagino anche avrete ascoltato in queste settimane nelle piazze? Ma allora, questo convegno unitario del centrodestra arriva nel momento in cui sono ormai passati 2 anni e mezzo della giunta dell'attuale sindaco del Partito Democratico, e quindi si vuol fare anzitutto spiegare ai cittadini cosa è stato fatto in questi 2 anni e mezzo di opposizione, perché comunque è stata un'opposizione combattiva ma costruttiva, e in molti casi siamo riusciti, anche grazie al nostro gruppo consigliare e ai colleghi del centrodestra, a bloccare delle delibere che erano palesemente andavano contro al diritto, ma anche contro al buonsenso nel governare un ente pubblico importante come il Comune di Alessandria, che è un capoluogo di provincia con oltre 90.000 abitanti. Quindi, oltre a fare questo reportage sui 2 anni e mezzo di questa giunta,
siamo arrivati alla conclusione che bisogna però mettere un punto su questa amministrazione e iniziare già a lavorare per dare una visione diversa, una proposta diversa alla città tra 2 anni e mezzo, quando si tornerà a votare per le elezioni amministrative. E quindi questo sarà un convegno dove non parleranno soprattutto gli eletti, i segretari, insomma, dei partiti o comunque gli amministratori locali, ma sarà anche un modo dove noi stiamo cercando appunto di coinvolgere tutte quelle fasce di popolazione, tutte quelle associazioni di categoria che sono assolutamente non soddisfatte dall'operato di questa giunta. Quindi una prima parte verterà appunto sul dire che cosa abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, ma anche, e la seconda parte sarà proprio proporre, perché come dicevi giustamente anche tu Sammy, bisogna poi dalla protesta, bisogna passare alla proposta, e noi di proposte ne abbiamo tante per rilanciare questa città, e quindi crediamo che bisogna coinvolgere attivamente la cittadinanza, perché, e ritorno ancora una volta al tuo discorso, la politica non è uguale. Come abbiamo visto anche nel momento in cui andiamo a eleggere rappresentanti in Parlamento, anche a livello locale il proprio voto può davvero cambiare le cose, e purtroppo poi bisogna sempre rispettare l'esito elettorale. La scelta degli elettori 2 anni e mezzo fa di affidarsi a una coalizione guidata dal centro-sinistra ha creato non grossi problemi a questa città. Praticamente abbiamo perso 2 anni e mezzo in un progetto di rilancio che era già stato studiato prima, ci sono state tante cose messe in campo e chiaramente hanno subito una battuta d'arresto. Perciò venerdì 28 marzo al Teatro Ambra alle ore 21, in via Brigata Ravenna 6 ad Alessandria, invitiamo tutti i cittadini a venire e a proporre le loro idee. Ovviamente siamo anche già in contatto con associazioni di categoria, con rappresentanti sindacali, perché comunque ci sono grossi problemi a livello locale anche con la società partecipata del comune più grande, il gruppo AMAG, dove ci sono grossi problemi a livello di management, perché questa giunta ha scelto male anche i suoi manager per gestire un'azienda importante. Ci sono problemi appunto, conflitti anche con altre città per quanto riguarda il discorso dell'acqua pubblica e quant'altro, e quindi crediamo che è giusto che sia arrivato il momento che i cittadini debbano veramente aiutarci concretamente, attivamente, per portare avanti un progetto alternativo di città. Tra l'altro noi anticipiamo, in avvicinamento a questa iniziativa del 28, noi proseguiamo con i gazebo della Lega, non solo per le proposte della Lega sulla pace fiscale, su tutte le proposte che arrivano da Roma e dal governo, ma abbiamo lanciato una petizione popolare in cui chiederemo ai cittadini di firmare un documento dove andremo a chiedere all'amministrazione comunale maggiore sicurezza urbana, maggior decoro urbano e insomma maggiori controlli sul territorio, perché purtroppo questa città ha diversi problemi di sicurezza urbana e ha una situazione di decoro urbano assolutamente negativa, e quindi il degrado e l'incuria e l'insicurezza sicuramente non sono un bel biglietto da visita per una città che a livello occupazionale ed economico si sta rilanciando, ma che comunque deve proseguire in questo progetto di rilancio e di rinascita economica della città. E d'altra parte, se vogliamo attrarre investimenti e quant'altro, una città sporca, insicura e degradata, dove neanche l'ordinaria amministrazione riesce a essere svolta in maniera oculata, non è un bel biglietto da visita. E noi che ci teniamo ad Alessandria crediamo che ci voglia appunto anche proprio dal basso, una richiesta dal basso, affinché questa giunta si metta finalmente al lavoro per dare un minimo di risposte almeno appunto sull'ordinaria amministrazione a questa città. Ma è chiaro, e purtroppo dove governa la sinistra, il centro-sinistra o il campo largo appunto di sinistra come ad Alessandria, governano con lo stampino, e quindi si passano le belle iniziative da una città all'altra, e fottendosene altamente di ciò che pensano i cittadini, e soprattutto in questo caso del lato sicurezza. E proprio in questi giorni, e purtroppo questo è un segnale importantissimo, a Milano e in altre zone sono nate le ronde anti-Maranza. Te lo dico perché proprio mentre parliamo stanno pubblicando alcuni siti, quello del Corriere ma anche quello del Giorno,
servizi su queste ronde che picchiano quelli che picchiano. I Maranza sono quelli appunto quasi sempre figli del barcone, di prima, seconda generazione, ci sono i figli ma molto spesso anche i genitori, sono quelli che rapinano, picchiano, violentano in giro per Milano. Ebbene, a quanto pare a molti cittadini hanno cominciato a prudere le mani e cominciano a farsi giustizia da sé, cosa sbagliatissima certo, ma in molte città dove la sinistra comanda e c'è questo menefreghismo sul lato sicurezza. Ci sono cose più importanti di cui occuparsi, come ad esempio a Milano guardare se fumi all'aperto oppure no. Proprio il giorno appena messo in pagina questo articolo sui Maranza: se voglio pestare un magrebino lo faccio e me ne frego. Serve una cinquantina di persone fidate, zona per zona, creato un fondo cassa per gli avvocati e in video call su Zoom si mostra l'equipaggiamento, corpetto corazzato e un coltello, non fate gli infami. Questo è un segnale molto brutto e molto pericoloso, perché significa che lo Stato non c'è. Attenzione, molte volte lo Stato non c'è perché non ce lo fanno entrare in certe città, perché le amministrazioni di sinistra dicono no, 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 non è il caso di dare il taser ai vigili o polizia, non è il caso di mettere la camionetta dell'esercito lì perché sta male, eccetera. Quindi attenzione anche voi, ascoltatori, a incolpare lo Stato, il ministro dell'Interno, che non è Salvini, certamente, se ci fosse Salvini forse sarebbe un po' diversa, però molte volte sono le amministrazioni di sinistra che dicono ma no, è una cosa percepita, non è vero che ti hanno derubato, non hai fatto neanche la denuncia. È vero, se non fai la denuncia, e poi è logico che dicono che c'è sempre meno gente che denunciano. Cosa ne pensi, Ronny, di questa situazione delle gang che menano le baby gang? Non è certamente un buon messaggio. Ma purtroppo queste ronde anti-Maranza, anti-baby gang, purtroppo arrivano dopo un periodo ormai ultradecennale in cui praticamente non si è fatto nulla in nome, per non essere tacciati di razzismo, si è fatto poco nulla, soprattutto nelle città appunto a guida centrosinistra, nel contrastare questi fenomeni, perché poi alla fine noi per non sentirci accusati di razzismo tendiamo poi a non fare quelle iniziative, a mettere in campo quelle iniziative che servirebbero per bloccare sul nascere questi fenomeni. E purtroppo anche qua, come dicevi tu, ma è vero, cioè nel momento in cui si va a votare sul concetto di sicurezza urbana, il centrodestra e il centrosinistra sono completamente agli antipodi. E anche ad Alessandria lo si vede. Ad Alessandria comunque abbiamo, grazie alla vecchia amministrazione, sono state implementate le unità di agenti di polizia locale, però abbiamo una giunta comunale che su questo aspetto ha una concezione dell'agente di polizia locale ancora da anni 80, insomma, dove praticamente il ruolo, secondo me, dell'agente di polizia locale viene un po' svilito dal contrastare, giustamente per carità, contrastare l'infrazione al codice della strada, insomma la sosta, il divieto di sosta e quant'altro, quando invece ormai la polizia locale potrebbe essere un ottimo strumento di supporto alle forze dell'ordine statali, polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, nel contrastare questi fenomeni, perché comunque crediamo che laddove per mancanza di personale, delle forze dell'ordine e quant'altro non possono arrivare, la polizia locale sia un ottimo strumento per contrastare queste baby gang e questi gruppi di Maranza, insomma, di persone che comunque non vogliono integrarsi a nessun costo e continuano comunque a creare problemi non solo in periferia oramai, perché comunque vediamo che anche ad Alessandria, ma come Milano, perché comunque fa più notizia in quanto è una metropoli, dove ormai il problema dalle periferie si è spostato anche al centro. E Torino, Milano, Roma, insomma Genova, assistiamo a tutte queste situazioni. Quindi anche qui è sempre lo stesso discorso, a costo di essere ripetitivi, nell'urna bisogna scegliere bene, perché comunque sulla sicurezza urbana, sul ruolo della polizia locale, il sindaco può fare molto. Quindi non è vero
che il sindaco ha un po' le mani legate. Il sindaco può fare molto sulla sicurezza urbana, disponendo della polizia locale, e in questo caso vedo a Milano, noto che insomma Milano ormai è il Far West, e ad Alessandria invece, quando governavamo noi, comunque si sono fatti ottimi provvedimenti di contrasto alle baby gang, addirittura 2 baby gang vennero proprio sciolte grazie all'intervento della polizia locale, insomma ci furono anche denunce all'autorità giudiziaria e quant'altro, quindi insomma laddove si hanno gli strumenti e li si usa, funzionano, quindi non è vero che non ci sono gli strumenti per contrastarli. Per quanto riguarda le ronde, purtroppo è l'esasperazione, sono figlie dell'esasperazione, non sono da giustificare assolutamente, però nel momento in cui si assistono a certe scene che poi vengono anche riportate nei fatti di cronaca nera un po' da tutta Italia, la gente reagisce, c'è chi reagisce in maniera più legale, mettiamola così, e c'è purtroppo anche gente che, stanca di questi soprusi e di questi abusi da parte di queste persone, commette alle volte anche azioni che sfociano in illegalità. Però purtroppo il problema è un problema che va affrontato. Chiaro. E non lo si affronta facendo, appunto, come dicevi tu, spallucce, come fa il centro-sinistra quando è al governo delle città o dei paesi, dove comunque si ha un atteggiamento più perbenista che non funziona, perché purtroppo è un metodo che è stato utilizzato in passato ma non funziona, e quindi ci vuole un'alternativa più dura, un'alternativa di essere assolutamente poco tolleranti verso queste gang, tra l'altro appunto di persone che comunque vivono nel nostro paese, quindi dovrebbero avere anche, insomma, essere un po' orgogliosi di vivere comunque in un paese nel quale, a differenza magari spesso e volentieri dei paesi di origine, hanno libertà civili e politiche e di pensiero che si sognerebbero nel loro paese di origine. E quindi ci vuole però, essendo appunto in un paese democratico, però il paese democratico ha i mezzi e gli strumenti per poter dire basta a questi fenomeni e contrastarli pesantemente. Certo è che, come dicevi appunto tu, bisogna fare attenzione anche quando si va al voto. Io poi, per carità, è giusto rispettare il voto degli elettori, ma soprattutto bisogna anche chiamare un po' una chiamata alle armi degli astensionisti, insomma, di questo popolo molto, ormai ahimè il primo partito in Italia, gli astensionisti. Per contrastare questi fenomeni ci vuole che tornino al voto in massa gli italiani, come lo facevano fino peraltro a 15 anni fa. Insomma, non è che l'astensionismo di massa è un fenomeno vecchio in questo paese. Credo che quello sia un buon modo anche per riportare un po' di regole, un po' di ordine nelle città, nei centri urbani, perché altrimenti non si può andare avanti in questo modo e rischiamo di sfociare in situazioni come in Belgio, in Francia, dove ci sono interi quartieri dove le autorità civili, militari e di forze dell'ordine non possono neanche metterci piede, e quindi questo crea poi problemi molto più gravi rispetto a quelli che già adesso ci sono. Le motivazioni per tornare al voto ci sono e le vedete tutti i giorni, cari ascoltatori. Noi ringraziamo il segretario della Lega di Alessandria, Alessandro Ronni Rolando. Grazie davvero, buon lavoro, ma ci risentiamo se ti va nelle prossime settimane. Grazie a tutti voi e buon ascolto. Buon ascolto a voi, da Sammy Varin è tutto. Grazie a Simone in regia, ma io ritorno, è una minaccia, lunedì alle 7:30. Avete ascoltato